Be careful, be careful, be careful. Vai. Be careful. Watch if you have the wallet. Guardate se avete il portafoglio. Non sono trascorse nemmeno 24 ore dall'episodio che ha visto due borseggiatrici a Venezia urlare «Chiamate la polizia, sono incinta», che ne è avvenuto un altro. Ormai è all'ordine del giorno, dice Evasio, il decano dei cittadini non distratti, che ieri nel tentativo di fermare le due donne è stato aggredito e che oggi, con ancora i segni marcati sul viso, si è ritrovato nuovamente faccia a faccia con loro. E adesso le hanno prese, mi ha telefonato un mio amico che le ha prese, sono in piazza San Marco, sono in 4 oggi. E sono lì, ma poi sicuramente le lasceranno andare perché non le hanno prese in fragranza come le ho prese io. Sono sempre impunite, mi hanno rubato persino a me, poi ma non è la prima volta che mi mandano all'ospedale i borseggiatori, mi hanno rotto il setto nasale, la mandibola, mi hanno rotto i diti, mi hanno mandato, di tutto mi hanno fatto e queste non pagano mai. Anche in questo caso le hanno lasciate andare. Sono anni che Evasio, insieme ad altri cittadini, cerca di fare il possibile perché questo fenomeno venga arrestato, ma dice i risultati non si vedono e loro lo sanno. Abbiamo fatto di tutti i colori, manifestazioni, attaccato le foto per le strade, ma i politici basta che vadano in galera, solo gli avversari politici, non interessano queste qui hanno il diritto di fare quello. Poi sono sempre incinta. Io devo aspettare 8 mesi per farmi una visita, queste qui vanno subito, l'ospedale subito, prima cosa, visita tutto gratuito, in tribunale hanno l'avvocato gratis, è una roba impossibile che questi non pagano battelli, bus, multe, io non so chi gli dà questi privilegi a questa gente. La rabbia è tanta, i cittadini si sentono presi in giro e non hanno più fiducia nelle istituzioni. Sono spavalde e non hanno paura di niente perché loro sanno che sono impunite. Ti graffiano, ti sputano, ti danno pedate e poi ti dicono dicono che noi le abbiamo. E invece niente, io cerco di fermarle perché non posso scappare via con le furtiva. Se non le fermo, chi le ferma? Lo sanno che sono impuniti perché una incinta può fare quello, perché l'ha detto lei, io posso fare quello che voglio.